Hola amigos, de nuevo con ustedes, Vlad y Yusi Sin Fronteras. Nos encontramos en este momento, hola amigos, disculpen, nos encontramos en este momento en la playa de Barisardo, siempre localidad Ollastra, y hoy vamos a dar un trekking, estamos esperando unos amigos y vamos a dar un paseo por la costa centro-oriental para que puedan ver los alrededores de Barisardo y playas bonitas, muy bonitos, lugares muy bonitos. Esperamos que les guste, que estén con nosotros y nos sigan. Ok, ciao! Al centro della spiaggia si erge l'imponente Torre di Bari, una torre costiera spagnola del XVII secolo. Divide la spiaggia in due settori, il lato sud chiamato il mare delle donne e il lato nord chiamato il mare degli uomini. Secondo un'antica consuetudine, gli uomini e le donne venivano separati quando venivano al mare. Piccole tradizioni secolari. Adesso andiamo a vedere la spiaggia delle donne e questa sarebbe la spiaggia degli uomini. La spiaggia di Barisardo, conosciuta anche come Torre di Bari, si trova sulla costa orientale della Sardegna ed è uno dei gioielli meno conosciuti dell'isola. Si estende per diversi chilometri con sabbia chiara e fine, mescolata in alcune zone con piccoli ciottoli. Il mare è cristallino, di color turchese e il fondale sabbioso degrada dolcemente, il che la rende ideale sia per le famiglie sia per chi cerca lunghe sessioni di bagni o di snorkeling. Durante la nostra escursione tra Susorbonia e Cocorrocci abbiamo percorso uno dei tratti più selvaggi e affascinanti della costa orientale della Sardegna, nel territorio di Gairo. Il sentiero ci ha condotti tra formazioni di granito rosso, vegetazione mediterranea, profumi di mirto e rosmarino e viste mozzafiato sul Mar Tirreno. Le calette solitarie e le rocce rose dal vento sembrano scolpite dal tempo. Ce ne saranno diversi. Il sentiero fa parte del Cammino d'Italia, Sentiero Italia CAI, uno dei percorsi di trekking più lunghi d'Europa.
Alcuni dati tecnici: la distanza è di circa di 6 km di sola andata, la durata di 2 ore e 2 ore e mezza, sempre di sola andata, difficoltà media facile, alcuni tratti con pietre sciolte o pendenze, dislivello di 150 metri, tipo di sentiero costiero, parzialmente ombreggiato, con tratti rocciosi e di terra. Raccomandazioni: portare scarpe adatte, acqua, protezione solare e un costume da bagno, perché ovviamente con questo mare bellissimo bisogna fare un bel tuffo. Incontriamo formazioni rocciose naturali, con forme di animali, come la testa di uno squalo, la bocca di un serpente e tanti altri. E con un po' di fantasia si possono vedere profili di teste umane, aquile e altre cose curiose. Dipende tutto da ognuno di noi. Veramente affascinante. Dov'è il serpente? La bocca di serpente la faccio. La bocca aperta, sempre la bocca aperta. Fammi fare la foto. Fammi fare la foto. Guarda dei due rotoli infatti della citronella. Bellissimo. Questa è bella. Se così si scivola uno, capito? Lo mangiamo subito a paperissimo. Hai visto il coso tu, Gianfranco, com'era il gabbiano? Cos'era? Ho visto un gabbiano qui. Un'aquila, Ma dove? dove? Ah, ok. Sì. Pensavo fosse da dovessimo guardare da su. Queste formazioni naturali arricchiscono l'offerta di attività per gli amanti della natura e l'avventura nella zona di Cocorocci. Le rocce di granito antico, con sfumature rossastre grigie, emergono dal suolo come guardiani di pietra. Alcune sembrano figure di animali, altre sembrano scolpite da una mano invisibile. I sardi dicono che qui le montagne sognano e che nel silenzio della roccia si nascondono voci antiche.
Uno dei punti più suggestivi è stata la spiaggia di Cocorrocci, famosa per i suoi ciottoli rotondi di colore scuro e rossastro, chiamati Cocorrocci in dialetto, che danno il nome alla zona. È la spiaggia di ciottoli più estesa dell'isola. Ogni pietra custodisce la memoria delle onde, del tempo e del mondo. Sulla costa selvaggia di Cocorrocci il tempo si è fermato sulla pietra. Qui il mare e il vento hanno scolpito per millenni un passaggio minerale pieno di magia e carattere. Camminare per questi sentieri non è solo l'escursione, è un incontro con la geologia viva, la storia profonda del pianeta e con l'anima della Sardegna. Hemos llegado. Ok, ciao. Entonces, no comen. Hace falta un poco de aliento. En este momento, ya hemos terminado la excursión. Ha sido muy bonita, fatigosa también. Pero nada. Però satisfacente, no? Sí, sí, bastante. Sí. Tenemos unos lugares muy bonitos. De verdad, lugar maravilloso. Bueno, vamos a cambiar y... Un ringraziamento speciale ai nostri compagni di viaggio in questa escursione. Grazie per partecipare al nostro video, è stato bellissimo. Alla prossima, ciao! Ciao ragazzi!